Benvenuti ad una nuova puntata del ciclo dedicato al Polo Museale della Grande Guerra di Vittorio Veneto. Con noi la direttrice del Museo della Battaglia, l'architetto Maria Cristina Scalet. Di cosa parleremo oggi? Allora, oggi partiamo dal Museo della Battaglia di Vittorio Veneto e quindi la storia di questo importantissimo museo dedicato alla memoria della Grande Guerra. Ce ne parla la dottoressa Martina Dorigo, laureata in Storia dell'Arte all'Università di Venezia, una delle volontarie del Servizio Civile Nazionale. Entriamo nel vivo della prima puntata di questo nostro ciclo dedicato al Polo Museale della Grande Guerra di Vittorio Veneto e partiamo proprio da uno dei cuori del Polo Museale, il Museo della Battaglia. Martina Dorigo, come è nato questo museo? Allora, noi oggi vediamo il museo in una veste nuova e rinnovata, ma la sua storia è molto più lunga. Il museo è stato inaugurato nel novembre del 1938, ma per capirne veramente l'origine dobbiamo ritornare ancora più indietro ai tempi della guerra e far riferimento a una figura importante, quella di Luigi Marson, che ne è stato poi il fondatore. Luigi Marson era un ragazzo vittoriese, un ragazzo del 99 che negli anni della guerra studiava al liceo a Belluno. Nel 17 si arruola come volontario tra i granatieri di Sardegna e combatte subito a Zenzon di Piave. Nel 18 vive dei mesi in trincea a Caposile. E questa fu un'esperienza che sicuramente lo segnò moltissimo, perché visse la guerra in prima linea, in trincea, quindi una guerra di posizione, logorante, anche da un punto di vista soprattutto personale e psicologico. È in quei giorni, che Marson raccoglie dalle mani di un soldato ungherese morto un rosario che questo soldato stringeva tra le mani. E questo oggetto, che non è un oggetto bellico, ma un oggetto personale, è stato il cimelio, diciamo, che ha dato origine poi alla sua importante raccolta di oggetti. Infatti, alla fine della guerra, Marson si iscriverà all'università a scienze naturali e lavorerà poi nella ditta del padre. Negli anni però continuerà a coltivare questa sua passione di raccolta di cimeli della guerra, ottenendo anche delle autorizzazioni ufficiali della pubblica sicurezza e della prefettura di Treviso a raccogliere cimeli ed oggetti legati alla guerra. E in effetti questo primo oggetto, questo rosario, in qualche modo caratterizzerà poi anche lo sviluppo della collezione, perché dicevamo non è un oggetto propriamente bellico, un'arma o simile, che sarà proprio poi uno degli aspetti della collezione messa insieme da Luigi Marson. Esatto, sarà un aspetto distintivo della collezione di Luigi Marson e in realtà poi anche del Museo della Battaglia, soprattutto come è oggi nella sua veste rinnovata. La collezione di Luigi Marson ha proprio questa caratteristica di inglobare armi, divise, ma anche oggetti che si rifanno a una guerra vista da un punto di vista più personale e intimistico, quindi il rosario ne è l'oggetto forse più rappresentativo, ma anche Marson raccolse numerose lettere e diari personali che ci danno quindi una testimonianza diretta
dei sentimenti e dei momenti privati vissuti dai soldati in trincea. E tra l'altro il nome di Marson è tuttora legato al Museo della Battaglia. Sì, perché tutt'oggi il nipote dell'allora Luigi Marson, oggi l'ingegner Luigi Marson, che porta lo stesso nome del nonno, è presidente onorario del museo. Abbiamo detto il Museo della Battaglia, fondato nel 1938, ma naturalmente il museo attuale non è più quello di allora, è cambiato in questi decenni. Esatto, il museo oggi è un museo nuovissimo perché è stato inaugurato nel 2014, sempre nella loggia della comunità di Ceneda. La sede rimane la stessa, però in una veste totalmente nuova. Il museo era nato ed era stato aperto nel 1938, nel 2012 poi è stato chiuso proprio per una ristrutturazione e appunto un rinnovamento delle sale, degli ambienti espositivi, grazie a un importante finanziamento europeo e regionale che hanno permesso la nuova sistemazione. Il museo oggi è un museo molto moderno, contemporaneo, che diciamo invita a una visita interattiva e ha la caratteristica di essere particolarmente immersivo. Ho detto che è un museo molto moderno perché all'interno del percorso espositivo ci sono supporti audiovisivi, quindi video da poter vedere e ascoltare. È un museo interattivo perché ci sono proprio dei cassetti da aprire, da scoprire, con cimeli, lettere, oggetti, fotografie da poter guardare e approfondire. La sistemazione e la distribuzione delle sale è totalmente nuova. Il museo è oggi organizzato in tre piani. Al piano terra si è voluto riprodurre l'ambiente della trincea. La trincea è forse il simbolo della prima guerra mondiale, quindi una guerra di posizione, e la riproduzione di questo ambiente è stata fatta anche da un punto di vista molto sensoriale. Quindi si entra in un ambiente buio con delle pareti alte che cercano di riprodurre chiaramente quelle della trincea. Anche il pavimento è sconnesso come doveva essere quella della trincea, e si sentono i rumori che sentivano anche i soldati in quei luoghi, quindi gli aerei che passano, le bombe, lo scoppio delle bombe che vengono lanciate. Quindi davvero un'esperienza multisensoriale. Poi invece, questo dicevamo al primo livello, poi si sale. Si sale al primo piano, dove una sala è dedicata alla storia, all'origine del museo. Quindi si è voluto riprodurre l'armeria di Marson, dove sono sistemate appunto una parte delle armi che inizialmente trovavano spazio nell'abitazione di Marson e poi nel museo, e è una raccolta veramente ricca perché ci sono le armi in dotazione all'esercito austro-ungarico, quelle in dotazione al Regio Esercito Italiano e anche agli altri eserciti belligeranti, armi bianche, quindi pugnali, baionette, ma anche armi da fuoco, quindi fucili, le pistole semiautomatiche piuttosto che i revolver. Nell'altra sala, che è ospitata al primo piano, si è voluto, diciamo, ricostruire degli ambienti che riguardassero l'anno dell'occupazione. E questo è forse uno degli aspetti più importanti del museo, perché questo piano è un piano dedicato al ricordo di un anno difficile, dell'anno della fame, visto proprio dal punto di vista della popolazione civile.
Quindi all'interno di queste sale, attraverso principalmente i documenti audiovisivi e i documenti cartacei, si ripropongono le tematiche legate a quell'anno difficile, quindi la fame, le requisizioni, le difficoltà anche di comunicazione che c'era a Vittorio Veneto, perché arrivano i tedeschi e quindi anche i documenti nella doppia lingua testimoniano questa difficoltà anche semplicemente di comunicazione a volte. Quindi ecco, poi parleremo anche di questo aspetto nel corso del proseguo, davvero tanto da vedere in questo museo. Sì, tanto, anche perché poi oltre al primo piano c'è un secondo piano in cui si è voluto conservare l'aspetto del museo originario. Ossia, il museo è nato appunto nel 1938, in un momento anche importante di propaganda, diciamo, fascista molto forte, quindi era nato in un momento storico in cui il mito della Grande Guerra era particolarmente sentito. E si è voluto nelle sale del secondo piano conservare l'allestimento originario, quindi le bacheche originarie e anche l'aspetto che aveva il museo alle origini. Quindi troviamo la sala dedicata alla vittoria, quindi una sala dedicata interamente alla battaglia di Vittorio Veneto, con le copie dei bollettini che giorno per giorno venivano emanate, e nelle altre sale soprattutto attraverso i supporti, diciamo, cartacei, vengono celebrati gli eroi della Grande Guerra, da personalità meno conosciute come Ernesto Artico a foto di personaggi importanti come per esempio D'Annunzio. Sempre al secondo piano importante è l'aula civica, che nel nuovo allestimento è stata, diciamo, spogliata della funzione museale e è ritornata un po' alla sua funzione originaria. È un'aula che un tempo ospitava insomma nelle origini il consiglio della comunità di Ceneda, e che oggi è riservata a incontri, convegni o conferenze. Tanto da vedere, tante sale, tanti aspetti, ma in questa nuova concezione che il Museo della Battaglia di Vittorio Veneto ha acquisito in questi ultimi anni, in linea con i moderni principi museali, poi ci sono anche tante attività che, per così dire, escono dal museo stesso. Sì, allora il museo, le persone che vengono a visitare il museo possono farlo in maniera autonoma. Il museo è aperto tutti i giorni ad esclusione del lunedì dalle 9:30 alle 12:30 e nel weekend, quindi il sabato e la domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Oltre però alla visita autonoma, il museo offre molti altri servizi. È possibile su prenotazione svolgere delle visite interattive, quindi con l'accompagnamento degli operatori, poter diciamo avere un supporto per visitare il museo usufruendo di tutti i supporti, diciamo, audiovisivi, video che il museo ospita. Poi il museo offre delle proposte didattiche per le scuole di tutte le età, quindi dai bambini delle elementari ai ragazzi delle medie fino alle superiori. Organizza delle visite guidate, ma anche dei laboratori specifici calibrati proprio in base alle specifiche esigenze degli utenti. Oltre a queste attività, il museo ospita anche conferenze e convegni sul tema della Grande Guerra o comunque della storia locale e anche delle mostre temporanee. Infatti un ambiente importante che fa sempre parte del museo è quello della chiesetta di San Paoletto, dedicata proprio alle esposizioni temporanee. E insomma, l'invito, se non l'avete ancora fatto, è di andare a visitare il Museo della Battaglia di Vittorio Veneto o di
tornarci, perché come ci ha raccontato Martina Dorigo ci sono sempre nuovi aspetti e nuove curiosità da scoprire. Grazie intanto alla dottoressa Martina Dorigo e noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata del ciclo dedicato alla scoperta del Polo Museale della Grande Guerra di Vittorio Veneto.